Bruno Frongia, difensore della Nuorese, prima settimana di lavoro, un bilancio di questo primo approccio con la realtà della Nuorese che per te non è una novità, insomma. No, assolutamente un bilancio positivo perché il gruppo è un gruppo che si sta pian piano amalgamando e il lavoro che stiamo facendo è sicuramente un ottimo lavoro e pian piano cercheremo di automatizzare al massimo il sistema di gioco per cercare di far da subito bene. Insomma. Ci sono tanti nuovi compagni, alcuni tu li conosci avendoci giocato nelle scorse stagioni. Sì, ma la maggior parte li conoscevo già, però comunque anche i nuovi conoscevo dai passati e si sono sicuramente amalgamati bene col gruppo perché sono persone che comunque hanno sempre giocato in piazze importanti, sanno come comportarsi e diciamo che da quel punto di vista lì siamo un gruppo sicuramente molto unito. Domenica, prima uscita ufficiale contro il Talorga, voi una veterana della categoria, un primo approccio con la realtà che vi attenderà in campionato. Sicuramente sarà da subito un test positivo, molto positivo perché è un test probante perché comunque sappiamo benissimo che il derby col Taloro per la Nuorese è sempre un derby molto sentito, ma è meglio che sia così, dobbiamo subito tastare per vedere insomma, da subito di che pasta siamo fatti e secondo me questo test per noi è molto importante. Il tuo rientro a Nuoro, impressioni? No, impressioni positive, ma sapevo già da prima, comunque da quando avevo avviato i primi contatti con la dirigenza e la società è una società che è veramente organizzata sotto ogni punto di vista, non ci fanno mancare niente e questo per noi giocatori è veramente fondamentale per poi andare sul campo e dare il meglio di noi stessi.